Chi è quel famoso ragazzo che corre la tasca veloce? Allora, lui adesso la fa veloce la corsa, nonostante lui dica di non andare più all'atletica. Quindi, vediamo qui con un vassoio di gomma. Lui è il famoso nego da corsa di strada e ogni giorno è quello del quartiere. Potrete vederlo ogni giorno. Corre, sui vostri balconi. Correre ogni giorno. Con i cracker in mano. Con i cracker. Con in mano di cracker e beve l'acqua. Ricordate, questo è il mio motto. Tre cose. Acqua, cracker e corsa. Sono il motto. Sono le tre cose che valgono solo per me. Signore e signori, è un caso davvero eccezionale. Perché la sua grandezza dipende solo dalle sue gambe. Solo dalle gambe. Quando lui vede una ragazza in giro dice ma allora cosa fai nei 100 metri? Esatto, dice hai delle belle gambe ma corri bene. Ma gli chiede tipo ti dai il tuo numero di telefono? No, non ti chiede quanto fai nei 100 metri. Se ti pensi che va benissimo, poi dice hai delle belle gambe però se non corri bene non puoi essere bene. Quindi è sempre così. Corri bene. Sentito? Quindi questa è la prova. Ogni scuola che andrà contro di lui andrà incontro al suo furinare, perché lui può correre più di 100 km. Nessuno può raggiungere. Se tu vai correre dietro di lui, ti conviene correre dietro un ghepardo, perché resiste anche di più. Transport. A proposito di questa tipica risata, è risata che noi facciamo da circa 2 o 3 anni. E io lo conosco da meno di tutti voi. Di voi presenti. Che oggi voi siete ragazzi e domani genitori. Capite come domani genitori? È presto, 17 anni da genitore. Cazzo ne posso dire? Allora, sì, ma guardi, un attimo, lo sapessi a badare i tuoi ormoni, sei sicuro che non succederà niente. Allora, praticamente, questo qua i suoi figli li farà sempre correre. Mai autobus o biciclette da corsa. No, solo corsa con le gambe. Saranno dei bracco di mini Patrick. Non avrà mai il passeggino lui. Accidenti. Altro che passeggino, saranno delle piccole scarpe da costa chiodate. Le vere scarpe saranno ancora chiodate. Ah, un'altra cosa signore e signori. Voi vedete questo video, no? Ci siamo noi, loro e loro che non vedete. Allora, lui in particolare è quello di cui parliamo, il grande Patrick da corsa. Mi viene chiamato Patrick San su Facebook, potete cercarlo sul suo profilo e avete aggiungere al gran figo. Ha fatto del cazzo, ma lo fa lo stesso. Ok, allora, vi dico una cosa, signore e signori, fate silenzio. Dove sono le signore, coglione? Beh, io guardo i signori, noi siamo signori, no? Qua dentro sono i nostri signori, ragazzi, ho capito, ma adesso non è che io mi rivolgo al pubblico della telecamera, non del facciamo. A te metti registrano. Bernie e Bernie, razza di musica. Ok, ascoltate. Allora, la sua grandezza è davvero eccezionale. Però, ma non di cazzo, la grandezza nel mondo sportivo è un termine che in un certo senso... Ma vedete a Capodanno ti stai ripetendo! La grandezza nel mondo sportivo è un termine che in un certo senso... Ma fa lo stesso. Lui è unico nel suo genere. Non avete mai visto qualcuno correre come lui? Ah beh, forse perché non avete ancora visto correre. Lui, quel negro lì, è negro che vi perdete. Sta scappando perché non vuole correre, ma in realtà si sta correndo. Nel suo cervello lui vuole solo la corsa. Sta chiedendo se ha le scarpe cetate, non senti? Perché nella casa deve correre. Vedete anche da portare. Vi dico una cosa, lui può correre tutti i giorni, solo che io servo le scarpe. E con questo, signore e signori, abbiamo finito. Allora, e con questo concludiamo. Quindi, tutto questo discorso del caos, siamo qua per... Ah, il mio fedele Alle mi ha appena implorato di far correre Patrick e di avere pietà di lui però, di non farlo correre troppo, di avere pietà, sì. Poi gli potrei accontentarlo, ma potrei non farlo. Ma in ogni caso potrei sempre dire grazie a lui. Tutti quanti possiamo dirlo. C'è dato felicità. Molta felicità. Vederlo correre è un'emozione. Per tutti quanti. Anche Usain Bolt potrebbe fare queste cose. No, Usain Bolt non potrebbe fare queste cose. No, fare queste cose nel senso guardare lui che corre. Perché ragazzi, lui è unico, perché è l'unico che...
E loro, vederlo perdere sarebbe orribile. Una volta mi ricordo che lui mi ha perso contro un marocchino. Accidenti, non ci posso. Ero io. E ha perso contro un altro negro. Avvocato! Il dio del cielo! Quel negro lì. L'unico re del cielo che è riuscito a battere Patrick. Io non ci stavo supero, ma in resistenza neanche per me. Posso passare anche tutto qua. Allora, aspetta. No, aspetta, non si parla. Siete nelle vostre case, avete delle figlie che corrono. Chiudeteli in camera. Non fanno uscire ragazze. Quando chiederanno, vado a fare jogging. Non le mandate, perché quel negro si porta in giro per le strade. State ai vostri balconi. E questi per le strade c'è sempre il negro da corsa. Dangerous. E quindi per concludere il discorso, i negri da corsa si riproducono facilmente. Perché sono pochi nell'aspetta. Quindi quando ne vedo uno, come subito. Quindi per concludere il discorso, per festeggiare il 17° anno di corsa, abbiamo deciso di ringraziarlo con questo pacco simbolico dei creatori. Forza! Cantiamo la canzoncina. Ragazzi, la canzoncina. 1, 2, 4. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti